Ben ritrovati dalla redazione. La stagione invernale è incominciata con il piede giusto in Friuli Venezia Giulia, dove ieri, data di apertura ufficiale degli impianti di risalita, poco meno di 5.000 sciatori hanno riempito i poli regionali, un numero consistente, soprattutto se pensiamo a come, tranne a Sella Nevea, nessuna località avesse in funzione tutti gli impianti e le relative piste. Una partenza così positiva non si era mai vista prima in regione, ha commentato l'assessore al turismo Sergio Emidovini. Il dato di prevendita degli ski pass era stato confortante, le presenze il primo giorno di stagione lo sono state ancora di più. Adesso si spera che le condizioni meteo restino favorevoli, ma intanto si sta dimostrando la forza e l'attrattività dell'intero territorio montano. Trieste, un tripudio di decorazioni natalizie, molte delle quali fatte a mano, dolci, sapori e profumi che arrivano da tutta Europa, una serie di gadget da perdere la testa. Ha preso il via ieri, raccogliendo il testimone della fiera di San Nicolò, l'11ª edizione del mercatino di Natale tra ambulanti storici, quelli che da anni si ripropongono in città in questo periodo, e cosiddette matricole che per la prima volta hanno scelto di puntare su Trieste. La Corte d'Appello di Trieste nega l'estradizione a carico di un cittadino pakistano accusato di omicidio in concorso nel suo paese perché non sussistono le condizioni di accoglimento della domanda. La sentenza è stata emessa lo scorso giovedì dalla Corte presieduta dal giudice Sergio Carnimeo. Il 27enne, che ha un regolare permesso di soggiorno e lavora a Trieste da circa 7 anni, era stato arrestato lo scorso giugno dalla polizia ferroviaria e posto agli arresti domiciliari. A suo carico pendeva un mandato di cattura emesso dalle autorità pakistane nel 2016. L'uomo era stato poi rilasciato dalla questura di Pordenone lo scorso agosto. Un pensiero per le centinaia di migranti che vivono accampati nel silos di via Flavio Gioia è stato formulato ieri dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi durante la tradizionale infiorata alla stele mariana di Piazza Garibaldi nel giorno dell'Immacolata Concezione. Nell'omelia il vescovo ha toccato anche altri temi di attualità come la crisi della Varsila e l'incertezza delle famiglie dei lavoratori, oltre che la violenza contro le donne. L'evento è stato organizzato dal CIF, Centro Italiano Femminile, in coorganizzazione con il Comune di Trieste. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna: qualche pioviggine su pianura e costa, nevedevole in montagna, in giornata probabile tempo decisamente migliore, con ampie schiarite, in serata possibile un nuovo peggioramento, anche se modesto. Temperature minime in pianura fra 1 e 4 e sulla costa fra 4 e 7 gradi, ovunque le massime fra 8 e 10 gradi centigradi. Bollettino cura di ARPA e FVG Meteo, ed è tutto per il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito, alla più tardi.